Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento è oggi il dottor Alessio Lattuca, nonché presidente di Confimpresa Euromed. Grazie dottor Lattuca per aver accettato il nostro invito. Ecco, parleremo di professionalità, parleremo di corsi di formazione, parleremo di un'iniziativa importantissima per i giovani che cercano lavoro. Il progetto è Yes ai Startup, formazione per l'avvio di impresa. Ecco, di cosa si tratta, Presidente? Confimpresa è ente attuatore di questo progetto nazionale denominato Yes ai Startup, è un accordo di programma fatto tra l'ente nazionale per il microcredito, l'ANPAL e Invitalia. Si tratta di aiuti per i giovani che non studiano e non lavorano, i giovani dai 18 ai 29 anni che hanno in testa una buona idea da portare avanti per un finanziamento che avverrà dopo un corso di 80 ore, un corso che serve ad accompagnarli verso la creazione di un piano di impresa consapevole che sia finanziabile, quindi una buona idea accompagnata anche da buone idee di progettuali ma anche di realizzazione. Tutti possono partecipare, tutti i giovani appunto che hanno questa età, che rientrano nella fascia d'età del programma giovane europeo, e che hanno intenzione di autodeterminarsi a questo punto. I settori previsti sono quasi tutti: commercio, industria, trasformazione dei prodotti del suolo, commercio anche sotto forma di franchising, le associazioni professionali, i professionisti, e c'è un privilegio per il settore della innovazione tecnologica e della multimedialità. Quindi anche le nuove iniziative che hanno a che fare con i nuovi sistemi informatici sono tenuti in grande considerazione. È una grande opportunità per i giovani che si mettono, come dire, in gioco, che hanno un'idea, che la sanno gestire. Noi li accompagneremo in tutto questo. Il corso ha questa finalità: una parte è destinata alla teoria, una parte alla pratica, laboratorio successivo alle 60 ore, ma poi li accompagneremo anche per tutte le questioni che hanno a che fare con la burocrazia, con le autorizzazioni, eccetera. Quindi è un progetto complessivo di accompagnamento per i giovani che vogliono impegnarsi davvero per un lavoro serio. Quindi un lavoro autonomo. Autonomo, perfetto. Sì. Infatti il termine è autoimprenditorialità. Il programma giovani, tra le misure destinate ai giovani, ha inserito questo il programma di autodeterminazione, non solo le politiche a favore dell'assunzione presso le imprese. Questa è una cosa, secondo me, è la più importante, perché dà alle persone, ai giovani che hanno una buona idea, la possibilità di non dover richiedere niente a nessuno, perché è previsto per legge quello che gli serve. Poi potranno avere un finanziamento, se il piano viene ritenuto valido, fino a 50.000 euro da pagare in 7 anni senza interessi. Quindi un'opportunità di notevole portata. È ovvio che bisogna comunque impegnarsi in qualche modo perché le cose possano andare per il verso giusto. È logico che se non hai una buona idea una buona idea che possa stare nel mercato, non una sola buona idea e basta, ma siccome i settori sono moltissimi da poter sviluppare, ci sono, diciamo, grandi possibilità che poi i progetti vengano Si usa questo termine start-up, rendiamolo italiano questo ma start-up termine. è una nuova impresa, start sta per partenza, nuova partenza. Diciamo, oggi viene utilizzato anche, secondo me, un termine abusato. Si tratta di fare una nuova idea imprenditoriale, piccola, grande che sia. È logico che rientrando in range di 5.000-50.000 euro non può che essere una piccola azienda, però potrebbe essere anche solo una parte del finanziamento di 50.000, quindi si potrebbe essere anche un finanziamento più grosso. Ovviamente per quello bisogna trovarsi poi i mezzi, ma è una grande possibilità per tanti giovani che hanno voglia di mettersi in gioco, di lavorare, di impegnarsi. Non devi sempre aspettare che qualcuno ti dia qualche cosa, non devi solo chiedere un favore, è un modo di fare le cose secondo principi democratici, di autodeterminazione. Nessuno può fare dei favori in questo, perché o l'idea è buona o non è buona, non ce n'è. Ecco, viene esaminata da chi, Presidente? Allora, la prima fase si svolge proprio nel nostro laboratorio, nel senso che
I docenti che sono stati accreditati a loro volta dal Ministero sono preparati per fare questo tipo di preparazione, perché proprio è la preparazione di un piano di impresa. È logico che nel piano di impresa ci sono tutta una serie di fattori, per esempio il marketing, la ricerca del posizionamento dell'attività, i costi, c'è tutta un'operazione abbastanza complessa e possono fare persone che hanno specifiche competenze. Il giovane, finita questa esperienza, deve presentare la domanda di Invitalia. È logico che se il progetto nell'ambito della predisposizione nostra ha, diciamo, come si suol dire, la possibilità di diventare qualcos'altro, avrà, diciamo, quasi la sicurezza di essere, perché poi Invitalia valuterà il piano di impresa che noi abbiamo predisposto. È logico che noi lo presenteremo se ha titolo per poter essere ammesso, altrimenti non lo presentiamo. Quindi, diciamo, di fatto fare il corso serve ad avere quasi la titolarità perché poi il finanziamento non prevede garanzie. Quindi, diciamo, c'è una facilitazione perché è un progetto di inclusione sociale, quello di cui si parla tanto in politica adesso, tutti discutono, poi le idee devono camminare sulle gambe delle persone. Questo è uno di quei casi in cui le idee stanno camminando sulle gambe delle persone. Cioè, i soggetti che l'hanno promosso, cioè ANPAL, Microcredito e Invitalia, sono soggetti nazionali, quindi che fanno riferimento al Ministero dell'Economia, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico, e gli enti attuatori sono stati selezionati secondo rigidissimi principi di valutazione. Cioè è un percorso che è durato tanto tempo e noi abbiamo anche degli impegni, perché abbiamo l'impegno di scegliere piani di impresa finanziabili, per cui abbiamo l'impegno di rendere possibile almeno l'80% dei progetti che fanno riferimento ai giovani, quindi l'80% dei partecipanti. Credo è una cosa abbastanza seria, devo dire che noi ci siamo impegnati in questo percorso perché abbiamo ritenuto valido questo, ed è un mezzo per poter fare delle cose, non solo per dirle, perché tutti parliamo, si discute nei convegni, negli incontri, i giovani perché vanno via, ma poi di fatto mezzi per accompagnare i giovani ce n'è pochi. Questo è uno di quelli che può rendere possibile. Ricordo che qualche anno fa c'era un'iniziativa di questo genere, poi è stata tolta dal governo Monti, se non ricordo male. No, ci fu un'iniziativa, ora non ricordo esattamente il nome, lei sicuramente lei va a memoria, e è la misura 7.1 questa, ed è stata già presentata in passato, fa riferimento al Fondo Sociale Europeo. Ma sono le regioni che la devono rendere possibile. Anche la Regione Sicilia ha fatto qualcosa nel 2015, ma non ha trovato attuazione perché, diciamo, tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Allora, probabilmente hanno seguito un percorso che è previsto dalle norme europee, ma poi nell'attuare non c'è stata quella, come dire, mentre qua siamo in presenza di soggetti attivi, come l'ente del microcredito è un ente che gestisce i fondi del microcredito, si tratta di 250 milioni di euro l'anno, soldi che in Sicilia purtroppo non arrivano, non questi che hanno a che fare col Fondo Sociale Europeo, una misura è la 7.1. I fondi del microcredito, e sono tanti, non arrivano in Sicilia perché le banche non sono disponibili a entrare in rete. Cioè abbiamo i fondi nazionali, il fondo di garanzia presso il Ministero, le banche non sono disponibili ad erogare. Faccio una parentesi, sì. Interessa anche le aziende i fondi del microcredito? Come no? Le aziende attive, quelle che può già interessare lavorano. Anche la vostra azienda, anche e aziende che hanno diciamo? difficoltà. I benefici sono che c'è la garanzia dell'80% dello Stato, del Fondo Nazionale di Garanzia, questa è una notizia che vale per importante. tutto il paese, da Bra a Lampedusa. Però dove il paese funziona i soldi vanno alle imprese. Nella parte in cui il paese non funziona, e tra questo il Mezzogiorno e la Sicilia in particolare, i soldi non arrivano. Io sono tra quelli che
tentano da tanto Quindi tempo. Confimpresa segue anche le aziende per Come chi no? volesse Ma non solo. fare, partecipare a questi. No, stiamo facendo una piccola parentesi, ma sono cose che interessano a tante aziende. C'è un limite per il credito, per il microcredito? No, non ci sono. I limiti sono l'anzianità dell'impresa, cioè piccole cose risolvibili. Anche lì si può fare un piano di impresa. Diciamo che sono due fondi differenti, quello per questo progetto AI Startup è una parentesi che abbiamo del Fondo aperto. Sociale Poi Europeo, ne parliamo nella meglio. quale l'ente nazionale del microcredito, siccome è un ente che guarda molto avanti, diciamo, ha all'interno delle risorse interessanti, a partire dal vicepresidente Gianluca Pesce, che è una persona molto... hanno deciso di sfruttare quella misura, cosa che non hanno fatto le regioni, tranne qualcuna in cui si è sviluppato dignitosamente, tra queste le Puglia. Altra cosa sono i fondi dell'ente del microcredito, che è un ente, come un ente finanziario autorizzato per fare banca. Ogni anno quell'ente ha dei fondi destinati al fondo di garanzia ed opera con le banche, perché non eroga, dà la garanzia alle banche. Quindi il tramite è sempre l'istituto bancario. Dà una sorta di voucher per cui l'impresa, il privato, i giovani che vogliono fare impresa anche con quella misura, le aziende esistenti, anche quelle che, ripeto, hanno delle piccole difficoltà, possono avere l'accesso a dei fondi che vanno fino a 30.000 euro. Quindi diciamo sarebbe una grossa boccata d'ossigeno se in Sicilia questo, noi diciamo... Ma spesso le banche non lo propongono però, no, non so per quale ragione, perché tra l'altro c'è una garanzia dell'80% dello Stato, non è una garanzia piccola, per cui sono pressoché garantiti. In alcune parti noi stiamo discutendo con alcune banche, perché noi siamo stati tra i primi in Italia ad essere convenzionati con l'ente del microcredito, tra i primissimi. Peraltro anche il nostro consorzio di garanzia affitti è convenzionato, quindi siamo pronti domani, se troviamo una banca disponibile a fare questo tipo di finanziamento, potremmo operare da subito, perché siamo già convenzionati con l'ente, dobbiamo soltanto trovare le banche disponibili, tutto qua. Ed è un guaio, perché sono tanti fondi che non arrivano in questa parte del paese, darebbero grande respiro alle tante microimprese che esistono, che sono la maggior parte soprattutto in Sicilia, perché tutti sanno che la Sicilia è connotata prevalentemente da aziende piccolissime, microimprese, spesso a carattere familiare. Quindi immagini se a un'azienda che ha bisogno arrivano 10, 15, 20, 30.000 euro di ossigeno, invece purtroppo qua. E sarebbero a tassi convenzionali peraltro, il problema non è solo un fatto di garanzie, perché lì prevede che non ci siano garanzie perché è lo Stato che le dà, ma i tassi, in quanto garantiti dallo Stato, sono molto bassi ed è probabile questo il fatto che le banche non vogliano operare, perché essendo poco lucrosa l'operazione, probabilmente non gli interessa. Ma sarebbe un'attività da vera banca fare questo, perché ha una caratteristica sociale molto importante, significativa. Anche perché acquisisci il cliente, per cui chiaramente poi sviluppi anche... La banca dalla riforma bancaria, la 385 è diventata banca, società, diciamo, sono tutte società per azione. Prima c'è una legge bancaria che prevedeva il lato sociale più forte. La famosa mutualità. Non è che è venuta meno, soprattutto le banche di credito cooperativo che hanno un rapporto, sono banche cosiddette di vicinato, avrebbero tutto l'interesse a fare questo tipo di attività. Noi l'abbiamo chiesto, stiamo trattando con alcune banche di credito cooperativo perché sarebbero quelle anche più adatte a fare, ma c'è già una banca che è convenzionata e con cui stiamo ragionando, la BPR, che c'è anche ad Agrigento, è una banca che ha acquisito alcuni sportelli del Banco di Sicilia. Quindi diciamo esistono i mezzi, quello che manca è sempre l'informazione, e noi siamo qua proprio la politica del certo, credito. La certo. Sicilia non fa politica del credito. L'abbiamo visto anche quello che sta accadendo con gli enti che hanno a che fare col credito, IRFES, IRCAC, CRIAS, eccetera, che insomma brancolano nel buio. Allora, se la Regione non si dà, non fa quello per cui è nata, cioè fare le politiche di sviluppo,
nessuno può fare, perché sono cose di carattere, come dire, che superano le capacità di interazione tra corpi intermedi come può essere Confimpresa e le banche. Ci vorrebbe quella cosa in più che mette insieme, che triangola questi rapporti. La famosa cabina di regia di cui se ne parla tanto, ma sì, poi alla fine... Diciamo che noi abbiamo anche tentato in passato, qualcosa si è fatto, anche le leggi sui consorzi di garanzia dei fidi hanno preso una strada un po' così parallela. Non c'è, la Regione non ha mai fatto politiche per il credito e senza politiche per il credito le Regioni restano indietro. Non è un caso che nel 2018 siamo ancora una regione a ritardo di sviluppo, misura 1 del fondo con l'Europa. Non è un caso, perché lo vediamo con i fondi che ci sono adesso destinati ai fondi infrastrutturali, che sono quelli per cui molti stati, non regioni, sono andati avanti. Vediamo cosa ha fatto l'Ungheria, la Romania, l'Irlanda, eccetera, la Polonia, eccetera. La Sicilia, nonostante abbia avuto destinati tantissimi fondi, compreso gli ultimi, 2014 e 2020 sono 7 miliardi e 2, ad oggi sono passati dal 2004, sono passati già 3 anni, non ha speso un 2014. euro. 2014 non ha speso ancora un euro la Regione. Si tratta, avranno speso qualche milione di euro e 700 milioni li perderemo già, perché se non li spendiamo entro dicembre... Siamo in ritardo. No, già siamo in ritardo, già stanno cercando di aggiustare una cosa che si sarebbe dovuta fare, perché non capisco perché, se esistono i fondi non si spendono. Immaginarsi che sviluppo possono avere 7 miliardi di euro se investiti bene, che sui 7 miliardi di euro, diciamo, dei fondi infrastrutturali, ce ne sarebbero, immaginiamo il PSR. Il PSR vale 2 miliardi e mezzo, quello destinato all'agricoltura. E siccome i contributi sono mediamente del 50%, ci vogliono altri 2 miliardi e mezzo di investimenti privati. Quindi immaginiamo 5 miliardi che sviluppo occupazionale possono dare a una regione se investiti bene. Solo quelli dell'agricoltura, poi ci sono quelli del commercio, dell'industria, il FES, la pesca. Insomma, è un mondo fantastico. Allora, torniamo, allora, chiudiamo la parentesi, che magari approfondiamo anche questa cosa, perché è importante, perché molti imprenditori, molti commercianti, molti autonomi ci ascoltano e quindi dobbiamo cercare anche di dare delle informazioni per far sapere che esistono queste misure di finanziamento che invece le banche per loro politica non attuano. Quindi torniamo al progetto Yes Startup Formazione, per cui focalizziamo, diciamo, la nostra attenzione. Ecco, volevo farle una domanda diciamo così, come magari mi viene in mente da genitore. Ecco, mio figlio che vuole partecipare a questo corso di formazione è impegnato in qualche modo, poi, cioè, diciamo, queste 80 ore in cui si forma, se poi, diciamo, se ne pente, ecco, per dire, non ha un'idea valida, qualcosa, è vincolante, dico, la partecipazione alle 80 ore, o serve proprio per aumentare la propria formazione? No, non è vincolante. Intanto deve essere un giovane da 18-29 anni iscritto al programma giovani, quindi questa è la premessa. Ecco, la premessa. E deve avere la disponibilità, che è disoccupato, altrimenti non può partecipare. Certo. Le 80 ore sono un percorso importantissimo di formazione, ma non lo impegna. Se poi deciderà di non fare nulla, per noi non cambia nulla, cioè avremo comunque fatto il nostro lavoro, purtroppo inutilmente, perché i risultati poi, diciamo, per noi sono importanti, perché abbiamo, come dire, un PERT con il Ministero. Noi dobbiamo definire i processi positivamente. Non è non abbiamo nessun interesse a fare una formazione a un soggetto che non vuole fare niente. Può accadere che magari ha un altro impegno, ma non è impegnato, l'utente, diciamo, il giovane non ha alcun impegno, non paga nulla, è tutto gratuito. Ripeto, si tratta di una misura destinata all'inclusione, quindi è per questo una misura importante, perché è una misura che ha caratteristiche fortemente sociali e quindi politiche. L'Unione Europea, di cui si parla così male, fa delle cose egregie, poi gli Stati non riescono a portarle avanti, o le regioni. Ma l'Unione Europea ha fatto sempre delle cose, cioè le misure sono buone, solo che non arriva purtroppo l'informazione all'utente finale.
C'è una dimostrazione plastica, lei ha detto la Polonia, l'Ungheria. Io sono stato in Polonia, prendono più denaro di quello che versano. Ma anche la Spagna? La Spagna è diventato nell'arco di 30 anni una nazione utilizzando i fondi dell'Expo, delle misure europee, sapendo sfruttare le misure destinate ai paesi che erano in ritardo di sviluppo. Oggi la Spagna non è più un paese in ritardo di sviluppo. Il Mezzogiorno d'Italia purtroppo sì, a macchia di leopardo, perché ci sono poi alcune regioni che si sono evolute. La Sicilia è tra quelle che è rimasta indietro, destinata alla misura 1. Allora, il problema qual è? La dimostrazione che i fondi funzionano è, lo dice lei, la Polonia. Hanno preso i soldi, hanno fatto infrastrutture, anche qualcuna inutile, però in Sicilia avrebbero potuto, con i fondi dell'Unione Europea, noi per esempio, io sono un promotore, e lei lo sa, della chiusura dell'anello autostradale Siracusa-Mazara del Vallo. Abbiamo fatto un accordo di programma quadro con la Camera di Commercio, abbiamo invitato tutti i soggetti, gli attori di 5 province, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Sono venuti a firmare tutti i presidenti delle vecchie province, delle città capoluogo, delle ferrovie dello Stato, dell'ANAS, delle capitanerie di porto, perché la chiusura dell'anello autostradale avrebbe in sé l'intermodalità, quindi un rapporto con la portualità, con le ferrovie, eccetera. Invece, quando abbiamo presentato queste cose, abbiamo visto soltanto musi. Invece, inserire per esempio un'arteria nel piano europeo, avrebbero potuto fare ferrovie, creare una Sicilia con le ferrovie, un'area metropolitana globale della Sicilia attraverso le ferrovie, quindi il raddoppio della Palermo-Agrigento, il raddoppio della Caltanissetta-Agrigento con le ferrovie, la chiusura dell'anello autostradale e ovviamente investendo anche sui porti, compreso quello di Porto Empedocle, avremmo potuto avere una regione in cui chi arriva viaggia bene, ma deve prima arrivare. E poi le merci, attraverso l'intermodalità, possono essere stoccate fuori senza subire i ricatti dei grossisti che poi fanno quello che vogliono. Allora, la chiusura dell'anello autostradale è una grande opera, che ha un valore oltre anche simbolico, perché la provincia di Agrigento è l'unica provincia che non ha un'autostrada. Questa è la realtà. Cioè noi siamo stati tagliati fuori dallo sviluppo, è una provincia che è assolutamente emarginata, perché quando tu lo sei geograficamente, lo sei anche culturalmente, cioè quindi la provincia di Agrigento oggi non ha un aeroporto, non ha le ferrovie, non ha le strade. La Palermo-Agrigento, per esempio, faccio un altro esempio, sono stato anche impegnato su questa vicenda, l'Agrigento-Palermo è oggetto di un accordo di programma quadro di 2 miliardi e 380 milioni. Noi. Siamo andati anche a una conferenza stampa che ha fatto l'ex presidente Fontana all'ANAS di Palermo. Benissimo. Dove hanno presentato tutto il progetto. Bene, questo programma... soldi dove sono finiti? 2 miliardi e 300 pensi che l'operazione parte è stata chiusa quando c'era presidente della regione Capodicasa nel 2000. Sono passati 18 anni. Tuttavia 4, 5, 6 anni fa, non so quando è iniziato questo rapporto, hanno chiuso l'operazione compreso la provincia di Agrigento, e sono stati stanziati per questa operazione un mix di fondi europei, nazionali, regionali, 2 miliardi e 380 milioni. Poi man mano che si andava avanti questi fondi sono stati tagliati, sono arrivati a 900 milioni di euro, poi a 480, poi a 190. La realtà è che oggi è una strada ferma, con 8 semafori, per andare a Palermo ci vogliono 3 ore, quando ti va bene, e con difficoltà, rischi enormi, e però nessuno parla. E quindi il discorso della formazione rientra esattamente in questi meccanismi, che le cose vanno come vanno, vuoi per indolenza, vuoi per incapacità, vuoi per metodo, per cultura. Questa regione va sempre a rilento e sempre più indietro. La provincia di Agrigento, nell'ambito della regione Sicilia, è quella più indietro di tutte, anche perché è la meno servita, questo lo sappiamo. Presidente, allora continuiamo a parlare di formazione, continuiamo a parlare anche di sviluppo e di anche altre iniziative che voi state facendo nel campo occupazionale con alcuni corsi, diciamo, che mirano
alla qualificazione del giovane e del personale anche nell'intraprendere future iniziative? Allora, una misura che stiamo seguendo è la meccatronica. Non so se lei ha sentito parlare di questo nuovo... C'è una legge in Italia... L'Istituto Fermi fa parte sua professionale, al di là della figura. Perfetto. È stata fatta una legge 5 anni fa perché chi oggi ha un'officina di elettrauto, il meccanico non può fare tutte e due le cose. Per fare ambedue le cose, oggi per mantenere l'iscrizione alla Camera di Commercio devi essere iscritto a una nuova codice Ateco che si chiama meccatronica. Quindi per fare questo devi fare un corso di 40 ore di riqualificazione che noi stiamo facendo, ne abbiamo chiuso uno adesso, ne stiamo riaprendo un altro, quindi chi si deve mettere in regola ha la possibilità di farlo, frequenta un corso e poi ci sarà un esame e verrà iscritto. C'è una scadenza, Presidente? No, cioè, no, dico uno che ha un'attività, ha dei tempi in cui bisogna mettersi, diciamo... La scadenza era il 5 di gennaio, era il 5 gennaio del 2018, è stato dato una deroga di 6 mesi, però devono mettersi in regola. Ovviamente c'è un po' di tolleranza, c'è stata, ma chi ha tutto l'interesse, chi ha un'officina, a regolarizzare la propria posizione, anche per un discorso di continuità. Poi noi abbiamo anche corsi di 500 ore destinati a chi vuole fare, i giovani per esempio che si vogliono cimentare in questo settore, fare un'officina, diventare direttori di un'officina, di un centro per esempio di revisione, insomma, e comunque chi fa segue questo tipo di formazione ha grosse possibilità occupazionali. Non dalle nostre parti purtroppo sono quelle delle officine, ma in Italia c'è una forte richiesta del settore della meccatronica. In particolare nel nord-est. Nel nord-est soprattutto ci sono dei centri importanti in Trentino e a Macerata, quindi ci sono già i distretti industriali. Anche nel Veneto, in Emilia-Romagna, in Piemonte. Diciamo che la richiesta del settore innovativo complessivamente è di 250.000 soggetti in Italia. Quelli della meccatronica rappresentano un buon 50% di questo, quindi sicuramente chi frequenta un corso di questo tipo e chi decide di restare può fare un'officina o comunque essere dipendente di un'officina, perché le officine hanno la necessità del direttore adesso. Quindi per poter svolgere la funzione di direttore dell'officina deve avere questo tipo di qualificazione. Che poi può essere anche il titolare, no? Può essere o titolare o dipendente, però oggi... immaginiamo che una società oggi volesse aprire un'officina ad Agrigento, deve dotarsi di un direttore, altrimenti non la può aprire, anche se il titolare è, come dire, abilitato, ma deve comunque nominare un preposto, il direttore. Quindi diciamo è un settore molto innovativo, un settore in grande espansione che troverà sicuramente un mercato nel mercato del lavoro. E poi stiamo facendo altri corsi importanti, insomma, anche del settore dell'accoglienza turistica e vari corsi in tutti questi settori. Poi facciamo i corsi per l'iscrizione alla Camera di Commercio, quindi agenti immobiliari, rappresentanti di commercio e somministrazione di alimenti e bevande, per alimentaristi, sicurezza, 388, insomma un po' tutta la formazione obbligatoria che le aziende devono osservare, perché sono, diciamo, dei corsi che sono soggetti a verifica. Allora, abbiamo gli ultimi 5 minuti, ritorniamo allora sulla startup. L'iniziativa è, diciamo, mirata alla regione della Sicilia, Lazio e della Puglia. No, l'iniziativa è rivolta a tutta Italia. Noi ci siamo accreditati per 3 regioni perché era possibile solo questo, che gli accreditati, cioè gli enti attuatori, si potevano accreditare esclusivamente in 3 regioni, non più di 3. Quindi diciamo, abbiamo scelto le zone dove avevamo maggiore presenza, a partire dal Lazio, dalla Puglia e la Sicilia. Quindi l'obiettivo è quello di creare un percorso formativo, diciamo, al fine di realizzare anche il piano d'impresa, no? Il business plan, tutti questi elementi importanti. Ecco, sull'idea, l'idea, spesso si parla di idea innovativa, magari chissà cosa in me, però dico, i settori sono vari, no? Commercio, artigianato, turismo, cioè dico, il campo in cui un giovane può iniziarsi a questa iniziativa, diciamo, sono vari, no? Allora,
quello del turismo è uno dei settori, secondo me, che va privilegiato, perché noi, non dico subito, ma prima o poi diventeremo mi viene in mente un'idea semplice, scusi la mia semplicità. Ecco, se io voglio aprire un B&B, per esempio, certo, fa parte ecco, turismo, alloggio, ristorazione, servizi. Quindi uno che vuole fare anche un'agenzia di viaggio o un tour operator, qualsiasi cosa abbia a che fare col turismo è possibile farlo, qualsiasi cosa abbia a che fare con l'agricoltura, trasformazione prodotti del suolo. Immaginiamo una persona vuole fare un torrificio, vuole fare la cubaita, per farla in breve, un panificio, pizzerie, tutto quello, ma c'è un privilegio per l'ITC, per i servizi multimediali, per cui anche una persona vuole fare un portale di accoglienza, di informazione, un giornale, una televisione, tutto è possibile fare con questa iniziativa. Anche lei potrebbe avviare sua figlia, affittare una parte di questa attività, perché si può fare anche la locazione di un ramo aziendale. Insomma, idee ce ne sono tante te le devi far venire. Ed è anche rivolto agli ordini professionali, vero? No, è rivolto anche ai professionisti, e infatti dice associazione professionale e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda, purché inattive, cioè guarda sempre ai giovani che non studiano, non lavorano, per esempio un professionista, avvocati, medici, ingegneri, si costituiscono sotto forma di associazione o individuale, però devono essere inattive perché altrimenti c'è la trasformazione di aziende esistenti. Quindi diciamo giovani che ancora non hanno iniziato la loro attività, la possono fare con... Quindi non solo un giovane, anche nel settore... Anche 2 o 3 ragazzi che hanno un'idea possono... No, anche le cooperative, ma di almeno 9 persone. Benissimo. Quindi la cooperativa, c'è tutto, anche chi non è costituito sotto forma di società, la può fare dopo la società, intanto fa il corso e poi si impegna a costituire l'attività entro un certo tempo. Insomma, diciamo, è un percorso facilitato, perché, ripeto, è un percorso che ha a che fare con l'inclusione sociale, quindi è destinato a soggetti che sono in un'area difficile e non se ne accorge nessuno. Infatti siamo obiettivo 1. No, in Italia ci sono circa 3 milioni di giovani cosiddetti NEET, è un acronimo N-E-E-T, che non studiano e non lavorano, è un acronimo inglese perché ha a che fare con l'employment, con il lavoro. E sono giovani che se non studiano e non lavorano è perché non è che non vogliono più lavorare, è perché non lo trovano. Se non studiano più perché hanno deciso magari di non continuare l'attività di formazione, ma magari cercano un impegno immediato e non trovano. Sono 3 milioni di persone. In Sicilia ce n'è un bel po', sono 1,5 milioni forse nel mezzogiorno d'Italia. Per cui la misura che ha stabilito l'Unione Europea a favore di questi giovani non è che è per caso, l'hanno stabilita perché hanno rilevato che c'era questa necessità, quindi sono politiche di inclusione sociale importantissime, perché se ne dovrebbero fare di più. Anche l'Italia aveva cominciato con il reddito, col REI. Il REI è una politica attiva del lavoro di inclusione sociale. Ora vogliono fare il reddito di cittadinanza, io credo che andrebbero invece stimolate questo tipo di iniziative organizzate bene, con strumenti favorevoli per poter consentire a chi ha un'idea, a chi ha le capacità, a chi ha la volontà di poterle realizzare. Questo è. Bene, noi ringraziamo il Presidente di Confimpresa, il Dottor Alessio Lattuca, il nostro spazio è terminato. Per qualunque iniziativa, per qualunque idea, per qualunque quesito, per qualunque consiglio, rivolgersi al numero 334 536 5846, questo è il mio numero personale, possono chiamare in qualsiasi oppure momento. Nel sito, avete il sito poi se vanno nel sito c'è confimpresaeuromed.it, c'è una pagina destinata, ma poi abbiamo una pagina su Facebook che è proprio Confimpresa IS ai Startup, quindi possono
Oppure recarsi presso la sede di Agrigento, in via Mendola, vicino alla Camera di Commercio. Agrigento, sì, centralissimo, quindi posso... Bene, abbiamo parlato di questa nuova iniziativa, partecipa al progetto IS Startup e formazione per l'avvio dell'impresa, ma abbiamo parlato anche di credito, che con delle misure di medio credito importanti. Comunque dico, le iniziative sono tante, per chi vuole delle informazioni, insomma, Confimpresa è a disposizione. Grazie Presidente, grazie a voi, grazie ai nostri telespettatori, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie e buonasera. Ricordo sempre TVA in tutta la Sicilia sul digitale terrestre Bassa Calabria e l'ECN 92. La puntata sarà caricata anche nel sito Facebook TVA Televideo Agrigento, nel nostro indirizzo Twitter e anche sul nostro canale YouTube TVA Televideo Agrigento. Grazie, una buona serata.